Da diversi anni opera ad Agrigento in via Empedocle 85 la LILT, Lega Italiana per la lotta ai tumori, che offre un servizio di prevenzione delle neoplasie in svariati settori e grazie anche all'azione di un gruppo di volontari che ha scelto di offrire il servizio a favore della vita, fare prevenzione ed estirpare eventualmente il cancro nella sua fase iniziale. La LILT di Agrigento opera anche in altri ambiti come la dermatologia, la diagnostica ecografica, nutrizionista, endocrinologia, fisioterapeuta, ginecologia, otorinolaringoiatra, pneumologia, psicoterapeuta, senologia e urologia. Ricordiamo che ottobre è il mese della prevenzione contro il cancro al seno. Qual è lo scopo della Lega, quindi della LILT? Quello di diciamo, annullare, distruggere quelli che sono i tumori grazie all'intervento della prevenzione. Quindi se noi esistiamo qua, scopo nostro è quello di creare quella che è la cultura della prevenzione. Intanto dico che siamo appena 15 docenti in pensione, quasi tutti docenti in pensione, che ci alterniamo quotidianamente a gestire circa 16-15 servizi che vanno dalla senologia alla ginecologia, urologia, pneumologia e così via. Siamo qui proprio per dare un contributo sociale, perché crediamo tantissimo nel fatto della prevenzione e che principalmente è un fatto culturale, e proprio per quello è da anni che noi operiamo. C'è uno staff proprio di colleghe che operano nell'ambito scolastico, coadiuvati da medici, nelle scuole di ogni ordine e grado, quindi dalla scuola elementare siamo stati, scuola media, in particolare scuole superiori. Addirittura qualche medico si è immolato non solo a fare informazione, ma anche visite, chiaramente con il permesso del dirigente scolastico e dei genitori. Quindi crediamo fortemente in questo. Io, quando mi sono insediata in questa sede, ormai da parecchi anni, ho notato con mio grande dispiacere che c'era una grandissima fetta di popolazione nei paesi limitrofi che non comprendeva letteralmente cosa volesse dire fare una visita senza avere sintomatologie particolari, e noi abbiamo lavorato in tal senso. Io ricordo che con tante colleghe ci siamo recati nelle parrocchie, quindi a contatto con i medici, e non tutti comprendevano, non perché non sono in grado di comprendere, ma perché c'è sempre il discorso che se non c'è una sintomatologia si sta bene e quindi non occorre fare prevenzione. Però con grande soddisfazione, con grande soddisfazione abbiamo triplicato proprio in maniera esagerata l'utenza, e quindi questo vuol dire con grande soddisfazione che la gente ha compreso, quindi la gente l'ha fatto proprio il discorso della prevenzione e vengono sistematicamente. Voglio ringraziare tantissimo le volontarie che seguono il percorso delle persone, cioè nel senso che non soltanto chiamano le persone, le avvisano, prenotano nella fase iniziale, ma nel momento in cui una paziente si visita e deve, per esempio, il medico stabilisce che deve venire fra 3 mesi, fra 6 mesi, per un tempo programmato, noi registriamo queste schede, i loro numeri telefonici, e le volontarie proprio in maniera certosina chiamano, li avvisano, e questa è una cosa positiva per la persona anziana che dimentica, quindi per le persone magari distratte, e sono contente, sono gratificate, vengono qui e ringraziano proprio per questa precisione. Ci tengo a dire che noi non ci vogliamo sostituire a nessun ente pubblico della sanità, assolutamente, però sottolineo il fatto che la tempestività che c'è nel chiamare appunto le persone, nel coinvolgerle, nel dare subito l'appuntamento,
io non la ritrovo in altre situazioni. Oltretutto danno soltanto un contributo, quindi una cosa irrisoria, e quindi tutti si possono permettere in questi tempi tragici, diciamo, andare incontro anche da questo punto di vista è positivo, perché oltre ad essere volontari noi sono anche medici con lunga esperienza, abbiamo gente che da 30 anni, 40 anni ha lavorato in ospedale, quindi voglio dire persone veramente eccellenti. Chiudiamo con un appello, c'è un appello insomma da parte della Lega Tumori, voi siete qui disponibili, avete un numero di telefono, chi vuole prendere contatto, anche considerando che siamo insomma in un momento particolare del Covid. Noi siamo stati chiusi da marzo fino ad agosto, proprio per precauzione, altri centri sempre della Lilt hanno aperto, io non ho voluto per tutelare intanto le volontarie anche un rispetto dell'utenza, così come sabato dovevamo essere a Porta di Ponte, con uno stand avevamo già avuto il permesso, ma evitiamo chiaramente, quindi intanto c'è una precisione nell'appuntamento per cui riceviamo soltanto un paziente per volta e quindi tutte le precauzioni del caso, quindi come in qualsiasi altro ambulatorio medico. Noi abbiamo un ecografo, un dermatoscopio e tramite questo dermatoscopio i dermatologi fanno mappature dei nei, però avremmo bisogno un sostegno anche dalle varie amministrazioni. E poi secondo me l'importanza anche di fare rete con chiunque nel sociale, perché è più complicato camminare da soli, sicuramente insieme si può e meglio.